Si era detto la festa di San Gerlando si potrà svolgere in cattedrale e così ormai potrebbe davvero essere. La ditta che sta effettuando i lavori di manutenzione della chiesa madre di Agrigento sembrerebbe pronta a finire i lavori entro fine gennaio. Si tratta del passaggio delle catene che daranno struttura scatolare all'edificio. In questi giorni gli operai stanno anche provvedendo a rifare la grande scalinata sul lato nord che era stata pesantemente danneggiata dal movimento della collina sottostante e a rimuovere tutte le impalcature che ormai da anni proteggevano e ingabbiavano l'interno della cattedrale. Insomma, i lavori sono ormai agli sgoccioli, anche se in realtà si continuerà ad intervenire sulla chiesa madre con una variante al progetto iniziale che prevederà ad esempio la realizzazione di 18 pali in calcestruzzo sulla navata nord per ancorare la struttura alla via Duomo. Tutte operazioni che si potranno però realizzare mantenendo comunque la fruibilità dell'edificio di culto. E per quanto riguarda il progetto di consolidamento del costone, il bando di progettazione pubblicato a marzo potrebbe essere aggiudicato il prossimo 17 dicembre, consentendo così ai tecnici di dirigere una proposta progettuale già a fine gennaio del 2019. Poi il progetto dovrà essere finanziato dalla Regione, che si era impegnata a garantire questa somma dentro al patto per la Sicilia grazie a un sistema di recupero dei ribassi d'asta. Per eliminare i rischi si ipotizza serviranno almeno 30 milioni di euro.